In virtù dei dati in possesso dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, struttura che per legge riceve ogni anno degli intermediari finanziari, centinaia di migliaia di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette provenienti da tutto il territorio nazionale, è stato possibile mappare il numero delle imprese presenti in Friuli Venezia Giulia che potenzialmente sono contigue a contesti di criminalità organizzata. Oltre alle segnalazioni ricevute, la UIF ha incrociato anche gli scambi informativi acquisiti sia dalla Direzione Nazionale Antimafia che dall'autorità giudiziaria. Grazie a questa elaborazione è stato possibile censire uno stock che sfiora le 1450 imprese friulane e giuliane che potrebbero essere potenzialmente controllate o collegate a vario titolo alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Nell'avvicinarsi agli imprenditori, in particolare a quelli del Friuli Venezia Giulia, le organizzazioni criminali hanno abbandonato la fase cruenta, quella caratterizzata da atti di violenza, minacce o intimidazioni necessari per estorcere il pizzo. Ora si presentano come società di servizi legali, offrendo credito, personale, forniture e consulenze di vario tipo. In questo modo si mostrano come partner commerciali affidabili, proponendo soluzioni condivise con le loro vittime che, almeno nella fase iniziale della collaborazione, non sanno ancora di esserlo.